Buongiorno da Porto Tolle, ultimo appuntamento qua a Porto Tolle appunto per farvi conoscere le varie frazioni. Oggi le ultime frazioni di questo straordinario territorio che è Porto Tolle e il Delta del Po in particolare. Oggi parliamo di Scardovari, Cazzuliani, Pila, Cammello, Tolle, Polesine Camerini, Cavenier e Boccasette. Sono 11 le frazioni di questo straordinario paese, su una superficie vastissima di questo comune che è uno dei più grandi d'Italia e in Veneto tra i primi 3. Scardovari è la frazione più importante dopo il capoluogo, da cui dista circa 15 km. Conta una popolazione di circa 1500 abitanti e il nome deriva dalla scardola, pesce che abbondava nella zona a fine Settecento. Polesine Camerini è il centro più importante dell'omonima isola, acquistata a metà del 1800 dalla famiglia Camerini, che vi ha costruito nel 1886 il palazzo padronale, costruzione più antica dell'isola. La popolazione residente nel centro è pari a circa 280 unità. Cavenier si trova nell'omonima isola, il nome deriva dalla famiglia veneziana proprietaria della zona fin dal 1600, è stato il centro più importante del comune fino agli anni 30, tanto che l'antico nome del comune derivava proprio da San Nicolò, il santo a cui è dedicata la chiesa di Cavenier. Oggi vi risiedono circa 200 persone. Boccasette, situata nel 45° parallelo, dove una targa ne segnala il passaggio, così chiamato probabilmente perché si trova nei pressi della 7ª bocca del Po, ossia alle foci del Po di Maistra. A pochi chilometri dal centro del paese, popolato da circa 750 abitanti, si trova la frequentata spiaggia di Boccasette. La chiesa parrocchiale è una delle costruzioni più antiche del comune. Pila è la frazione che dista più chilometri dalla sede comunale, ben 18, ha una popolazione di circa 350 abitanti. Il nome deriva dalle pile impiegate per la brillatura del riso che si produceva in tutta l'area. Oggi è un paese quasi completamente votato alla pesca. Tolle. Già nel 1700 alcuni pescatori si stabilirono in questa località, costruendo un piccolo porticciolo in legno per l'attracco delle barche. Sembra che il nome attuale del comune derivi proprio da questo porto, chiamato allora Porto de Tole. Gli abitanti sono circa 600. Camello. Il nome deriva da un antico ramo del Po, scomparso da circa un secolo, le cui cartine del tempo lo definivano cammello o camello, il cui corso, snodandosi sinuosamente, formava 2 ampie curve che venivano assimilate alle gobbe di un cammello. Gli abitanti sono circa 120. Cazzuliani, con i suoi 140 abitanti, è una delle più piccole frazioni del comune. Deve il suo nome alla nobile famiglia Zullian, prima proprietaria dell'area. La storia moderna di Porto Tolle si divide sostanzialmente da prima e dopo l'alluvione del 1966. Dal 1951 e purtroppo fino al 1966, periodicamente il territorio del Delta venne colpito da mareggiate ed alluvioni, con la conseguenza di una emigrazione in massa della popolazione. Fatto sta che dal censimento del 1951, dove si riscontrò il maggior numero di abitanti, 20.662, a seguito delle grandi migrazioni si passò al censimento del 1971 a 10.885 abitanti.